La parola. Grazie Massimo. Beh, prima di tutto saluto i tanti amici, vedo che il numero dei collegamenti è piuttosto elevato e va crescendo. Saluto i tanti amici veneti, friulani e giuliani che conosco, insomma, che vedo dai nomi che non vedo sul monitor, anche perché adesso vi sposterò in presentazione. Gli organizzatori di questo quinto corso di formazione per dirigenti CAI mi hanno chiesto di trattare l'argomento dell'eleggibilità, del rinnovo, eccetera. È un argomento direi molto semplice, per cui verso le 18:15 potremmo già aver concluso, insomma, basta leggere quello che dicono gli ordinamenti e non ci sono molte varietà o molti dubbi interpretativi. Però, siccome la questione è sempre un po' delicata, vediamo di trattarla non solo dal punto di vista normativo, ma anche nella sua logica che non sempre viene compresa e quindi partirò un po' da lontano. Vediamo adesso cosa succede, se riesco a far entrare la presentazione. Mi pare... Buonasera. Non so se è arrivata. No. Si vede qualcosa di presentazione oppure... No, si vede ancora solo lo schermo. Devi andare sulla presentazione e cliccare presentazione. E la metto in presentazione. No, ok. No, ecco qua. Adesso ok, perfetto. Siamo partiti. Allora, vabbè, questo è il tema che in qualche maniera mi è stato assegnato. Eleggibilità e rieleggibilità. Regole, competenze, problemi di cambio generazionale. Vabbè, allora, visto che è un problema così un po' di ordine generale, partiamo da un concetto un po' darwiniano, l'evoluzione della specie. Diciamo che la storia, la genetica della specie umana, come di tutte le altre specie viventi sul pianeta, almeno finché ci sarà vita, è soggetto a trasformazioni continue e ovviamente come dire, trasformazioni, cambiamenti, a volte anche traumatici, sono stati però in qualche maniera forieri di perfezionamenti e di evoluzioni. Cioè, in altre parole, la resilienza da una crisi provoca una reazione e una ripresa delle varie specie che forniscono delle risposte sempre più avanzate. La logica qual è? Che nulla è immutabile e tutto è perfettibile, tutto è soggetto ad evoluzione. Se poi prendiamo una sezione del CAI, venendo ai problemi di casa nostra, potremmo dire che anche una sezione di fatto è sostanzialmente un organismo vivente, se non altro per il semplice fatto che è costituito da socie e soci di diverse età che compongono il cosiddetto corpo sociale. Ma a parte l'età media dei componenti, dei soci di una sezione, che è un dato anagrafico, è proprio, come dire, la dinamica, l'attività, la vivacità di una sezione che in qualche maniera segue delle fasi di formazione, di crescita, di sviluppo, di prestazioni avanzate, ma poi di invecchiamento, magari di quello che è un gruppo trainante che per molti anni ha lavorato in questa sezione, è stato portatore di progetti, di attività, di iniziative. Questo di fatto determina il problema del cosiddetto cambio o ricambio generazionale. Qui, per capire un po' le ragioni di alcuni articoli del nostro statuto o del nostro regolamento, dobbiamo rifarci a un circa 30 anni di storia
del mondo, diciamo, politico o meglio istituzionale, e dovremmo partire effettivamente da questo momento di crisi e di rottura che provocò la caduta della cosiddetta Prima Repubblica, oppure di un mondo fatto di partiti, di sigle, di personaggi che avevano fatto la storia dei decenni precedenti. Fra il 92 e il 93 questo sistema, sotto insomma, le indagini della magistratura, che poi se ne parla ancora oggi, insomma, se tutto fu positivo o negativo, vabbè, punti di vista, però la crisi indubbiamente ci fu, la rottura con il passato ci fu e cominciò qualcosa di nuovo e di diverso, la cosiddetta Seconda Repubblica. Non è che poi la Seconda Repubblica abbia comportato chissà quali cambiamenti, eccetera, anche qui opinioni diverse a confronto. Questa è quella di uno storico molto accreditato, Perry Anderson, che di fatto, insomma, vede nella Seconda Repubblica Italiana uno di quei fenomeni di trasformismo o di gattopardismo, insomma, tutto cambia perché nulla cambia. Cioè la classe, non tanto la classe poi, ma proprio l'intero sistema, si converte in ciò che voleva abbattere. Questa Seconda Repubblica è un termine, insomma, più che altro giornalistico. Di fatto non sappiamo precisamente in cosa consista, non sappiamo se sia terminata già, se sia stata sostituita da una Terza Repubblica e così via. In teoria, se noi seguissimo il sistema francese, ogni variazione di Costituzione o emanazione di una nuova Costituzione variata a quella precedente segna un nuovo assetto istituzionale. Quindi qualcuno sostiene che siamo già nella Terza Repubblica. Vabbè. Comunque, fermiamoci al primo periodo dopo la crisi, nel 94 ci furono le elezioni politiche che già introdussero non tanto questi che arrivarono dopo, ma il discorso dei 2 mandati. Quelli che noi abbiamo oggi dentro al CAI come delimitazione e come, diciamo, modalità di regolare e disciplinare la durata dei mandati, in realtà lo abbiamo ereditato dal mondo istituzionale, perché nelle elezioni del 1994, che erano elezioni amministrative, i sindaci vennero eletti con la prospettiva di 2 mandati. Era la prima volta che venivano eletti direttamente dai cittadini, perché in precedenza l'elezione era indiretta, si svolgeva all'interno del Consiglio Comunale. Quindi partiamo dal 94 per vedere 2 mandati applicati a delle cariche politiche o amministrative. Di fatto questi 2 mandati sì, resistono ancora oggi, anche se sono stati più volte messi in discussione, e sono poi in realtà stati modificati per i piccoli comuni, cioè i comuni sotto ai 5.000 abitanti hanno un diverso ordinamento. I sindaci possono avvalersi dell'elezione a 3 mandati, quindi c'è stato un piccolo ampliamento. In realtà l'idea dei 2 mandati doveva andare nella direzione esattamente opposta, nel senso che applicata ai sindaci doveva essere poi applicata alle varie figure politiche e amministrative, presidenti di provincia, di regione, parlamentari, ministri e cose varie. Insomma, ma come dicevamo prima è più facile quasi fare dei passi indietro che non dei passi in avanti. Dopo le elezioni del 94 arrivarono i decreti Bassanini che appunto avevano come obiettivo la semplificazione dell'amministrazione pubblica, il principio di responsabilità, eccetera, eccetera. E questi decreti Bassanini, fra l'altro, imponevano agli enti pubblici di avere dei consigli di amministrazione composti da 2 unici livelli, cioè un livello che rappresentava i soci, come si dice, l'assemblea dei soci, e un livello gestionale amministrativo, il cosiddetto consiglio di amministrazione.
tutti gli enti pubblici, ma anche gli enti consortili dei vari comuni, insomma, trasporti, gas, energia, fognature, acqua potabile, eccetera, dovevano semplificare e ridurre anche le spese di questi apparati, insomma, gestionali, e ispirarsi a questi principi: l'assemblea dei soci e l'organo di gestione o consiglio di amministrazione. La cosa interessò anche il CAI all'epoca, perché il presidente di allora fu chiamato dal ministro per vedere come mettere in pratica all'interno del CAI, ente pubblico, questa trasformazione. E da lì iniziò un percorso di riflessione e di dibattito che portò a questi due grandi appuntamenti. Una prima assemblea straordinaria che varò le riforme di primo livello a Verona nel gennaio del 2001, un'assemblea straordinaria successiva che varò sempre a Verona, ma quasi 3 anni dopo, le riforme di secondo livello. Le riforme di terzo livello non sono mai più state realizzate e forse nessuno sa neanche in cosa dovrebbero consistere, se non chi aveva ipotizzato questa scansione in 3 livelli successivi. Allora, i risultati di questi due momenti, insomma di queste due assemblee, portarono all'approvazione di uno statuto che subì qualche modifica nei 20 e più anni successivi. Pensate che adesso siamo quasi al 20°, poco più della seconda assemblea, ma sono 22 anni dalla prima assemblea, che ci diede, dicevo, lo statuto, e poi dal Consiglio centrale derivò l'elaborazione del regolamento generale. Sono i due strumenti cardine per disciplinare la vita all'interno del CAI. Allora, in queste riforme, oltre che a, come dire, a concepire i livelli di rappresentanza all'interno del CAI che momentaneamente furono autorizzati dal ministro Bassanini all'interno del CAI non in 2 ma in 3 livelli, ma era una concessione temporanea che doveva andare a risoluzione. Quindi noi abbiamo l'assemblea dei delegati, abbiamo il consiglio centrale e abbiamo il comitato direttivo centrale. Questi sono i nostri 3. Vabbè, a parte questi assetti e queste impostazioni organizzative del corpo sociale su tutto il territorio nazionale, gli obiettivi che queste riforme di primo e di secondo livello si presero a cuore riguardavano anche il processo di svecchiamento, cosiddetto, un termine un po' fortino, un po' bruttino, anche perché oggi i vecchi sono quelli dopo gli 80 anni, insomma. E il ricambio generazionale, come attuare lo svecchiamento, cioè il fatto di avere più giovani nei ruoli dirigenziali e soprattutto avere un ricambio che evitasse determinati fenomeni. Allora, vediamo di capire dove si andò a parare. All'epoca, soprattutto nella seconda assemblea straordinaria e quindi nelle riforme di secondo livello, venne introdotto il principio dei 2 mandati. E poi venne anche introdotto un limite di età a 75 anni. I 2 mandati servivano per favorire, almeno così si pensava, l'alternanza. Il limite di età per le cariche all'interno del CAI serviva, o si pensava servisse, per favorire lo svecchiamento. Il cambio generazionale all'interno del mondo del volontariato, possiamo vederlo in termini generali, è un problema abbastanza diffuso e, come dicevo prima, un evento ciclico come una vita di un essere, così quella di una sezione. E soprattutto nelle piccole e medie sezioni questo diventa più critico e più traumatico,
Però voi pensate anche alla velocità con cui si evolve il mondo all'esterno del CAI, cioè il mondo della comunicazione, il mondo delle attività, il mondo dell'economia, il mondo dell'innovazione. È abbastanza evidente che, diciamo, il cambio generazionale permette di far entrare nei posti dirigenziali dei soci che magari sono più giovani di una generazione, di mezza generazione, che portano quindi teoricamente competenze diverse, ad esempio in temi strategici come la rivoluzione digitale, l'evoluzione della comunicazione, strategie comunicative più incisive verso l'interno e verso l'esterno della sezione. Però queste nuove competenze, insomma, in nuove generazioni non sono così facili da trovare. Perché per accettare queste sostituzioni, prima di tutto, bisognerebbe partire da uno spirito di coesione sociale che eviti crisi interne, fratture, litigi, baruffe e così via. E poi bisognerebbe che effettivamente la nuova classe dirigenziale di una sezione partisse con l'idea di adeguare l'amministrazione della sezione al cambiamento che avviene intorno alla sezione e non andare a perpetuare, insomma, con un semplice copia e incolla gli schemi precedenti. E questo spesso manca anche perché, insomma, in fondo siamo un'associazione di volontariato, non siamo una SPA, un'azienda che opera ai vertici del mondo produttivo o cose di questo genere, per cui spesso dobbiamo anche adattarci a quelle che sono le risorse umane interne a una sezione e soprattutto quelle che sono le disponibilità. Io in questo momento parlo solo per via ipotetica, ipotizzando il sistema migliore. Poi da questo a calarlo nella realtà sicuramente bisogna applicare dei tassi di sconto molto molto forti e non perché siano prossime le cosiddette svendite. Questo è uno schema che ho preso da un documento interessante di una decina di pagine che potete facilmente reperire in internet, anche se è scritto da un sociologo un po' insomma tecnico come linguaggio, che parla proprio del cambio, del passaggio generazionale nelle associazioni di volontariato. Se noi volessimo ottenere i risultati migliori ed effettivamente pensare che nell'alternanza si andasse anche a curare non solo le migliori competenze, ma anche un tasso di innovazione importante per come dire, la prestanza propositiva della sezione, dovremmo farci carico di pensare questo passaggio non come una routine e quindi scegliere il primo disponibile socio che si trova, insomma, o socia che si trovano intorno alla sezione, ma preparare questa trasformazione in termini evolutivi pensando che si deve comunque affrontarla, bisogna coglierla come occasione di riprogettazione, eccetera, eccetera. E la cosa non è così semplice. In genere le nostre sezioni, soprattutto le piccole sezioni, sono determinate da una governance carismatica, diciamo così, no? Una governance carismatica che sicuramente ha dei punti di forza e di eccellenza, di merito e di importanza. Poi magari vi mostrerò quali sono. Ma determina una situazione di criticità, o meglio di dipendenza. Se questo leader carismatico, che in linea di massima dovrebbe essere il presidente della sezione, funziona bene, effettivamente con il suo carisma riesce a far girare la sezione senza attriti, senza problemi, in piena armonia, eccetera, eccetera, nel momento in cui lui venisse a mancare, non perché passa a miglior vita, ma semplicemente perché i suoi 2 mandati sono scaduti, cosa succede? Che la sezione improvvisamente non solo non ha preparato nulla per il futuro, ma si trova priva di un elemento che strategicamente aveva sostenuto la sezione in maniera efficace per i suoi 6 anni di 2 mandati.
Quindi bisogna sempre fare attenzione che la disponibilità di un socio a ricoprire una carica, parlo quella di presidente di sezione in particolare o anche di componente del direttivo, la disponibilità deve accompagnarsi con qualità e competenza, con delle attitudini, con delle abilità, ma anche con delle visioni strategiche e delle conoscenze che possano portare in questo ruolo strategico il migliore background, si dice, per i vantaggi e le potenzialità della sezione. Vedete, questi sono schemi che ho trovato in internet, no? Come le componenti di cui noi discutiamo come caratteristiche che dovrebbero portare alla scelta dei dirigenti CAI di qualsiasi sezione. I requisiti, insomma, si sommano fra di loro e si concatenano. La conoscenza in qualche maniera determina il tasso di abilità, l'abilità, che è la somma delle prime due, determina la competenza assieme alla conoscenza, e alla fine si ottiene il tasso di capacità o di potenzialità di un dirigente CAI. Analogamente, le competenze sono la sommatoria dell'autonomia, delle conoscenze e via dicendo. Vabbè, insomma, sono questioni più teoriche, poi nella pratica ci troviamo a fare i conti con quello che abbiamo. Questo di sinistra è il modello della governance carismatico individuale. Un buon presidente cosa genera? Sicuramente è in grado di operare con delle validissime potenzialità, creare all'interno della sezione strumenti solidali che tengono coeso il corpo, i vari gruppi, eccetera, strumenti comunicativi, riesce a far tesoro delle risorse umane che sono interne alle sezioni, riesce a potenziare anche o a, come dire, a motivare l'efficacia operativa, però di fatto genera intorno a sé un cerchio magico, come si dice, o un circolo chiuso. Nel momento in cui lui viene a mancare, siamo un po', come si dice, in braghe di tela. Un modello che viene suggerito dallo studioso di cui vi parlavo prima, questo Bruni, è invece quello, scusate, ho combinato un malanno, ho perso il punto di riferimento, devo ritrovarlo, scusatemi un attimo che... dicevo, come dire, per avere un modello più efficace da quello individuale carismatico, ci siamo quasi, ecco qua, la governance a struttura interfunzionale. Non è poi in realtà molto diversa da quella precedente, ma si basa sull'idea che le attività e soprattutto i gruppi attivi all'interno della sezione creino, come dire, una serie di elementi scomposti ma coordinati fra di loro, cioè sono ognuno di questi un blocco di soci, di attività, di progetti, di cose che vengono realizzate intorno alla sezione. Chiaramente più gruppi ci sono, maggiore è il numero di questi responsabili che coordinano il gruppo. Però, ecco, a questo punto, questo esiste già di fatto in tutte le nostre sezioni, quello che va curato con maggiore attenzione è l'interazione tra questi gruppi e la condivisione di quello che viene realizzato da tutti questi gruppi. Cioè, ogni, come dire, coordinatore del proprio gruppo deve essere anche a contatto e informato di quello che avviene negli altri gruppi. Cioè si crea una serie di funzioni diverse, di responsabilità diverse, di attività diverse, ma che sono fra di loro tutte complementari, coese e collegate. E la fine genera sostanzialmente una specie di incubazione, cioè questa elite fatta dai gestori dei diversi gruppi in una struttura inter o polifunzionale di fatto fa crescere la responsabilità, la conoscenza, la competenza di tanti soggetti tra i quali si può individuare poi quello che sarà il futuro sostituto di una carica che termina. Questo per dire cosa? Che
Molto spesso si obietta ai 2 mandati in questo modo: non si trova nessuno. In sezione non c'è nessuno disponibile a fare il presidente e a prendersi responsabilità. Questo è vero, come dire, quando si tratta di andare in montagna tutti sono pronti, quando si tratta di assumersi responsabilità e oneri gestionali e amministrativi c'è una fuga generalizzata. Ma cosa vuol dire questo? Che anche la sostituzione non deve essere affidata al caso, non deve essere affrontata all'ultimo momento, ma va pensata, va studiata, va strutturata, va preparata. Bisogna creare la sostituzione, esattamente come si creano i vari progetti, attività e iniziative all'interno di una sezione. Bisogna che il direttivo, soprattutto nel triennio secondo del presidente, cominci a lavorare in questa ottica e a guardarsi attorno. Questo è sempre un discorso di governance che appunto critica il modello del presidente, insomma, carismatico, ma che poi lascia il vuoto attorno a sé, e dice sostanzialmente che insomma, il presidente dovrebbe essere come un leader di garanzia capace non di usare la bacchetta del direttore d'orchestra, ma l'abilità dell'accordatore, come l'allenatore di calcio che non tocca palla ma decide il gioco e i ruoli. Facile a dirsi, è più difficile a farsi. Vabbè, è evidente che ai posti chiave, ai posti dirigenziali, poi vengono nominati i soci che riscuotono la fiducia dell'assemblea dei soci che li elegge e così via. È abbastanza raro il caso in cui un nuovo presidente, insomma, o i componenti di un direttivo rinnovato siano già formati in tutto e per tutto. Per un motivo molto semplice, che la vastità delle attività che vengono svolte all'interno di una sezione e le responsabilità gestionali sono talmente tali e tante che è abbastanza difficile che un neoeletto sappia tutto, a meno che non abbia avuto un periodo di incubazione precedente lungo, pensato proprio perché lui fosse formato a prendere questo ruolo. Sarebbe la condizione migliore. Di conseguenza, comunque, prendiamo i presidenti che abbiamo, prendiamo i dirigenti che abbiamo e comunque è interesse e direi anche dovere morale del CAI cercare di aiutare, di dare una mano, di far crescere il potenziale cognitivo di questi soggetti in modo tale che la loro gestione sia il più sicura e precisa possibile. Questo nell'interesse di tutti, del CAI, dei soci, della sezione e di chi si trova ad operare in una posizione di responsabilità. Quindi noi possiamo pensare a degli episodi di formazione verticale. Questo, ad esempio, potremmo definirlo un esempio in questo senso, formazione verticale. Il gruppo regionale si fa carico della formazione dei vari dirigenti sezionali. Però esiste anche un concetto di formazione orizzontale, quello che si potrebbe ad esempio ipotizzare all'interno di una sezione. Periodicamente, quando cambia il presidente o cambia una parte significativa del direttivo, pensare a dei momenti proprio con esperti che possono essere quelli più anziani di carica, quelli che hanno maggiori competenze o delle figure esterne chiamate, trovate, reperite, che insomma fanno un po' di preparazione del direttivo e del presidente sulle responsabilità e su quanto può servire. Questo determina poi un concetto di formazione permanente che all'interno del nostro sodalizio dovrebbe essere praticata anche, magari mi riferisco a temi forse più semplici e più remunerativi, non so, pensiamo all'educazione ambientale, all'interesse per il paesaggio, alle componenti dell'ecosistema, eccetera, alle attività che si svolgono in montagna verso tutti i soci. Quindi di formazione si potrebbe sempre
farne in qualsiasi momento. Ho qui cercato di riassumere un pochettino quello che grava in termini di responsabilità, ma anche di varietà di temi, di sfaccettature su un direttivo sezionale e in primis sul presidente. Sicuramente questo elenco è approssimativo, l'ho fatto in 5 minuti, ma in una sezione ci sono questioni che riguardano l'amministrazione. Qui ad esempio non ho messo le assicurazioni, le ho lasciate fuori perché vengono in parte gestite dalla sede centrale, però bisogna saperne di contabilità. Sono andato avanti, di contabilità, di fisco, di gestione della documentazione dell'archivio, delle procedure da applicare, responsabilità varie, rapporti con i soci, tesseramento, attività sociali e culturali. Poi le attività, quelle più belle, che proiettano la vita di una sezione o di gruppi di soci della sezione verso la montagna. C'è la formazione dei soci, la gestione di corsi estivi e invernali che sicuramente vengono fatti da gruppi di titolati, da scuole sezionali o intersezionali, ma che hanno sempre una responsabilità in capo del direttivo e del presidente, come le uscite sociali, eventi e interventi che possono essere proposti o realizzati nel tessuto attorno alla sezione, tessuto sociale, città e paesi, gestione immobiliare, rifugi, bivacchi, case alpine, gestione di sentieri. E poi i rapporti col territorio, che dovrebbero essere curati anche questi con attenzione verso le sezioni limitrofe, attività, progetti condivisi, iniziative condivise, con altre sezioni complementari che possono in qualche maniera interagire con una sezione del CAI. Mi riferisco, che ne so, per dire, alle associazioni scoutistiche, alle associazioni Dharma, a associazioni ambientali, eccetera, eccetera. Si possono stabilire sinergie e coprogettazioni con gli enti territoriali, provincia, regione, anche se questo è di competenza del gruppo regionale, però magari parte da un'iniziativa locale, un'idea, un progetto, oppure enti parco, enti di consortili di vario genere, le amministrazioni comunali, queste sono di competenza delle sezioni, le forze dell'ordine locale, gli istituti scolastici, i presidi sociosanitari. Insomma, non lo so, ecco, forse è anche vero che è difficile trovare chi si assume l'onere di fare il presidente di sezione, il vicepresidente o il componente di un direttivo, però è anche evidente che nel tempo, soprattutto negli ultimi decenni, le attività del CAI si sono estremamente articolate, si sono anche qualificate indubbiamente, e quindi per mantenere le performance a cui ci siamo abituati è chiaro che dietro ci vuole un sostegno di non poco conto. Allora, abbiamo detto che 2001-2003 abbiamo assunto delle scelte strategiche come i 75 anni di età massima per le cariche sociali al momento dell'elezione e poi i 2 mandati. 2003, 20 anni. Negli ultimi 20 anni poi cosa è successo? Che il limite di età e quindi l'obiettivo del rinnovamento, se il rinnovamento avveniva abbassando il limite d'età, è stato abolito, prima per le cariche sezionali e poi per tutte le cariche del CAI. Forse anche perché i biologi hanno detto che vecchi in sostanza non si diventa mai. Ecco, abbiamo effettivamente allungato l'età media, abbiamo allungato la performance fisica, vegetazionale, però di fatto abbiamo anche allungato l'età media dei soci CAI. È evidente che la componente oggi più numerosa, ma anche più attiva e soprattutto più disponibile, è quella che gravita grosso modo nella fascia dei seniores. Il limite dei 2 mandati, anche qui insomma precetti, regolamenti, giuramenti solenni, poi però nella realtà sono state introdotte anche qui delle attenuazioni.
I limiti dei 2 mandati non valgono, ad esempio, se non lo prevede lo statuto sezionale, per le cariche sezionali diverse dal presidente. Cioè il presidente ha al massimo 2 mandati, 6 anni, ma un componente del direttivo, in teoria, se lo statuto lo prevede, potrebbe averne anche di più. Come per gli organi tecnici centrali, le scuole centrali, a parte la direzione della scuola, i componenti non sono soggetti al limite dei 2 mandati, ma possono permanere all'interno di una scuola centrale più volte per più anni, cioè non c'è un limite preciso di mandati. E qui la giustificazione invece è data dal fatto che, soprattutto in alcune scuole centrali, mi riferisco in particolare a quelle di alpinismo e sci alpinismo, le competenze tecniche e cognitive sono ad altissimo livello e non è facile sostituirle. Allora, veniamo a noi. Lo statuto adottato e poi anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo l'Assemblea di Verona del 30 novembre 2003, dice all'articolo 35,2 che gli eletti durano in carica non più di 3 anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Questo cosa vuol dire? Che in realtà i mandati possono essere più di 2, ma non consecutivi. Bisogna che, fatto un primo mandato e consumata la rielezione ad un secondo mandato, ci sia almeno un anno di interruzione, il cosiddetto anno sabbatico. Passato un anno, un socio può ricandidarsi alla stessa carica che aveva ricoperto in precedenza e svolgere altri 2 mandati. Cioè, in altre parole, un presidente di sezione può essere tale per 6 anni, e per un anno viene sostituito da un presidente temporaneo, insomma, che ha solo la funzione di far transitare questo anno sabbatico, e passato quest'anno in realtà può tornare a ricandidarsi e a sostenere altri 2 mandati. È una possibilità che dovrebbe essere nota a tutti e che potrebbe risolvere qualche problema, soprattutto di carenza di sostituti, o perché non sono stati preparati, o perché non sono stati cercati, o perché proprio fisicamente non esistono. Basta applicare questo anno di interruzione. È abbastanza semplice. Basta che sia messo in pratica. Sempre lo statuto, all'articolo 37, dice che in qualunque caso di inerzia o di grave inosservanza accertata nella gestione delle strutture territoriali, e le sezioni sono tali, l'organo di una sezione è supplito dal corrispondente organo del raggruppamento regionale competente, e questo dal corrispondente organo della struttura centrale se lui è inadempiente. Cosa vuol dire questo? Che se una sezione come dire, è soggetta ad una crisi momentanea di rinnovo, c'è una dimissione collettiva, eccetera, eccetera, c'è il principio della sussidiarietà verticale, per cui il livello immediatamente superiore alla sezione, che è quello del raggruppamento regionale, deve intervenire per mettere riparo a questo caso di inerzia o di grave inosservanza accertata. Teniamolo ben presente, perché questo già mette in capo al gruppo regionale una precisa responsabilità e un preciso compito. Possiamo andare avanti, andiamo all'articolo 71 del regolamento generale. L'articolo 71 non vale neanche la pena di leggerlo per esteso, ma diciamo che elenca e declina
tutte le condizioni di eleggibilità alle cariche sociali e all'attribuzione di incarichi. Quindi per il presidente generale puntini, per il direttivo, per il CC e avanti così. Poi al comma 7 dice non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi elettivi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente, chi ha avuto condanne, sanzioni, eccetera, eccetera. In sostanza, tolte queste condizioni, tutti gli altri soci che abbiano almeno 2 anni di anzianità possono esercitare il cosiddetto elettorato passivo, cioè essere eletti, o meglio, candidarsi per le elezioni. L'articolo 73, sempre sulle verifiche di eleggibilità o di incompatibilità, dice che queste condizioni sono normate dall'articolo eccetera eccetera e lo stesso dicasi per le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche degli organi tecnici territoriali o nazionali. Quindi c'è in previsione un sistema di verifica che fa riferimento a questo soggetto, il comitato elettorale, che qui è racchiuso nella sigla CE. Di fatto ogni gruppo regionale ha il proprio comitato elettorale, anche in forma interregionale, è proprio il caso del BFG, mi pare che ce l'aveva congiunto, o è separato, adesso non ricordo bene, e poi c'è quello nazionale che ha il compito di verificare tutte le candidature per le cariche centrali. Tenete presente che le verifiche non vengono fatte tanto a priori, quanto piuttosto a posteriori, cioè dopo che effettivamente l'elezione è avvenuta. Quindi non va pensato che il comitato elettorale agisca solo in una fase preliminare e poi sia estraneo. Al contrario, deve verificare quando le elezioni sono avvenute e le cariche sono state assunte. E quindi è un soggetto da chiamare in causa. Inoltre, sempre guardando al regolamento generale, si dice che ogni sezione è obbligata a presentare ogni anno, eccetera, eccetera, a trasmettere al direttore e al CDR entro 30 giorni dalle votazioni o dalla variazione l'elenco degli eletti negli organi della sezione e del carico ufficiale. Quindi la sezione deve dare informazione, oltre che mandare il bilancio, eccetera, eccetera, dei rinnovi e delle cariche, anche perché questi poi il nuovo presidente deve essere contattabile, magari chiamato, deve ricevere delle cose, eccetera, eccetera. Il tutto va trasmesso al direttore e al CDR. Quindi qui abbiamo 2 riferimenti diversi, il direttore, che ovviamente è quello della sede centrale, e il CDR, che è il comitato direttivo regionale competente per quell'ambito regionale e le sezioni che hanno rinnovato i loro rappresentanti. Un dubbio che spesso viene sollevato è quello della decorrenza o della durata dopo le dimissioni, soprattutto per chi subentra ai dimissionari nel momento in cui la durata di un mandato è prevista e normata. Chiaramente in una sezione questo problema può essere meno sensibile, riguarda forse più le cariche centrali e le cariche regionali. Però anche in questo caso c'è una, direi, chiarezza dei termini che dice sostanzialmente che si eredita l'anzianità del socio che si va a sostituire nella medesima carica dove c'erano state delle dimissioni.
non so se avete presente, nel 2022 c'è stato il caso di 2 vicepresidenti generali che si sono dimessi, e anche in quel caso si è molto discusso sulla durata poi di chi sarebbe subentrato. Chi subentra eredita l'anzianità per un mandato che era in corso, cioè di 1 anno, di 2 anni e così via, però conserva sempre il diritto ad un suo secondo mandato, ma non a 3, cioè, o meglio a 2 e un frammento. Eccolo qua, è l'articolo 75 che dice in maniera esplicita: assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituto. Quindi nel momento in cui si viene eletti per sostituire un dimissionario in una carica triennale, si deve completare quel triennio per gli anni mancanti e poi ci si può, volendo, ricandidare a un secondo triennio, ma non un terzo. Sempre per quanto riguarda le competenze del CDR in materia di, come dire, di rapporto con le sezioni, vediamo dal regolamento generale articolo 56 che tra le funzioni specifiche di un gruppo regionale o del CDR del gruppo regionale c'è la delibera di costituzione di nuove sezioni. Quindi anche in questo caso è evidente il ruolo di legittimazione, ma di controllo e di supporto alle sezioni del proprio territorio. Inoltre il comma F, ancora più esplicitamente, dice questo, che il CDR, oltre a autorizzazione, coordina e controlla l'attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali. Vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari, comunicandone al CDC le eventuali inosservanze. Qui c'è però solo contemplata una comunicazione. E come abbiamo visto prima che il rinnovo delle cariche deve essere comunicato al direttore della sede centrale, in questo caso il CDR, ravvisata una non ottemperanza di norme statutarie e regolamentari, può comunicarla al CDC. Sempre tra i doveri e le sanzioni andiamo a vedere un attimino quello che dice il regolamento disciplinare. L'articolo 12, per quanto riguarda la competenza, dice che la titolarità del potere disciplinare, questo è direi tranchant, si determina sulla base dell'ambito territoriale di diffusione degli effetti della violazione. Sembra un po' complessa come definizione, in realtà è semplicissima. Cioè, se in sostanza un illecito, un qualcosa di irregolare riguarda una sezione, è evidente che la sezione fa parte di un gruppo territoriale regionale, di un GR, e quindi il CDR di quel GR è il soggetto che deve esercitare il potere disciplinare. Se noi invece parliamo di una commissione tecnica e immaginiamo che un istruttore o un accompagnatore abbia combinato qualcosa che avvia un procedimento disciplinare e questa commissione tecnica è interregionale, come quasi tutte quelle che operano tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, è evidente che qui la competenza non è più regionale perché gli effetti della violazione riguardano un ambito interregionale, quindi la titolarità del potere disciplinare va alla sede centrale, al CDC. Infine, il comitato direttivo regionale che cosa fa? Ha competenze in ambito disciplinare nei confronti del socio, delle sezioni o di loro organi quando gli effetti negativi della commessa violazione sono rimasti circoscritti all'ambito regionale. Quindi, al di là del fatto che possa essere informato il direttore e il CDC, la competenza di un
fenomeno disciplinare di una violazione disciplinare fa riferimento nel caso della sezione al gruppo regionale di appartenenza. Su questo non c'è dubbio. Per quanto riguarda le cariche sociali, gli incarichi, eccetera, possiamo prendere ulteriori spunti dall'articolo 77. Cosa dice? In caso di inerzia accettata, l'organo che, in applicazione del principio statutario di sussidiarietà verticale, è previsto specificatamente, o l'organo che ha affidato l'incarico prima di intervenire in supplenza del soggetto, eccetera, eccetera, provvede d'ufficio a inviare nel più breve tempo possibile formale diffida ad adempiere le funzioni dovute, fissando un termine ultimativo congruo, in nessun caso superiore a 90 giorni. Guardate che questo articolo 77 è estremamente chiaro e molto perentorio nei suoi termini. Allora, facciamo il caso che ci sia un'inerzia accertata. Doveva essere rinnovato il presidente di una sezione, questo non è stato rinnovato oppure è stato rieletto in violazione delle norme statutarie e regolamentari per un terzo mandato, senza motivazione. L'organo che deve intervenire, l'abbiamo già visto prima, qui viene richiamato il principio statutario di sussidiarietà verticale, cioè il livello immediatamente superiore è il gruppo regionale, il quale deve provvedere d'ufficio a inviare nel più breve tempo possibile una diffida ad adempiere le funzioni dovute. Cioè, in altre parole, un presidente di sezione che non è più legittimamente presidente, o perché il suo secondo mandato è scaduto, o perché è stato rieletto ad un terzo mandato, non può adempiere le funzioni dovute perché sono viziate da un principio di illegittimità e deve fissare in un termine congruo, non superiore a 90 giorni, cioè a 3 mesi, la risoluzione del problema. Questo in realtà non so se lo possiamo mettere in pratica con questa, come dire, velocità esecutiva. In genere magari passiamo attraverso momenti un attimino più morbidi. Però questo dice l'articolo 77. Il superamento di questo secondo termine origina la condizione di inerzia accertata e ripetuta. Cioè, se si manda la diffida, si chiede alla sezione di provvedere alla risoluzione del problema e si dà una scadenza ragionevole che può essere anche più di 90 giorni, insomma non stiamo lì con il cronometro in mano, e però decorso il termine e una scadenza diciamo assegnata più, insomma, più permissiva e il problema non è stato risolto, siamo di fronte a inerzia accertata e ripetuta. Torno a dire che già era previsto negli articoli che abbiamo visto prima l'accorgimento dell'anno sabbatico. Nel CAI ci sono più di 520 sezioni, quindi è anche comprensibile che in qualche caso, e poi questi casi insomma non sono pochi, ho anche chiesto alla Presidenza generale a quanto possono ammontare, insomma possono essere stimati anche sull'ordine della trentina all'anno, ma insomma siamo a circa il 5% delle sezioni, hanno problemi di rinnovo del Presidente. Allora, torno a dire, un accorgimento per prendere tempo, se il Presidente uscente fosse disponibile a continuare in questo ruolo e a rinnovare la sua disponibilità alla Presidenza, basta applicare l'accorgimento dell'anno sabbatico, mettere un Presidente pro tempore, insomma anche se apparentemente è eletto per un triennio, sta lì un anno, poi si dimette e si ricandida il Presidente che ha già fatto 2 mandati, ma dopo un anno è rigenerato, rinverginito, fresco come una rosa, insomma, e può ricoprire altri 2 mandati. Diversamente siamo in situazione di illegittimità e come abbiamo visto prima può essere una situazione o di inerzia
perché c'è stata una tacita e immotivata prorogatio sine die, cioè è scaduto il terzo anno del secondo mandato, nessuno dice niente, e il presidente continua a star lì e la sezione tace, eccetera, eccetera, ma il gruppo regionale dovrebbe controllare, accorgersi che alla scadenza non è seguita la rielezione di un nuovo l'elezione, scusate, di un nuovo presidente. Oppure l'altro caso è quello della palese violazione del principio dei 2 mandati con rielezione a un terzo mandato. Questa è proprio inosservanza, una più grave dell'altra. Allora, riassumendo, il gruppo regionale cosa può fare? Dovrebbe mandare subito, potrebbe anche prima coinvolgere il comitato elettorale e chiedere un parere sul fatto che se c'è stata rielezione per la terza volta, quella sia legittima o meno. Il comitato elettorale dovrebbe dare un parere di conforto e dichiarare quella elezione non conforme ai principi dei 2 mandati. Può anche sentire il collegio dei probiviri, ma sarebbe in questa fase più che altro, come dire, informativo. In realtà il collegio dei probiviri dovrebbe essere chiamato in causa nel momento in cui siamo di fronte ad una inadempienza, inosservanza formale ripetuta. Può a sua volta informare il direttore della sede centrale, può anche informare il direttivo della sede centrale, ma è il gruppo regionale il soggetto tenuto ad agire. E quindi avuta contezza dal comitato elettorale che siamo, nel caso di un presidente regionale, in situazione di irregolarità, bisogna ricorrere a quel tipo di comunicazione, dare tempo entro 90 giorni perché venga rimosso questo impedimento. Tenete presente che l'illegittimità di cui ho parlato prima non è facilmente definibile, perché noi oggi abbiamo delle condizioni di, come dire, di collocamento delle nostre sezioni abbastanza differenziate. Abbiamo sezioni, questo era già da tempo, con personalità giuridica e altre che sono prive. Abbiamo sezioni, in virtù della riforma del terzo settore, che hanno scelto di diventare APS e sezioni che hanno scelto di rimanere ODV. Voi tenete presente che se il presidente non è più tale, o meglio, continua a operare come presidente oltre la scadenza del secondo mandato, gli atti sono illegittimi. Se la sezione beneficia della personalità giuridica, le conseguenze di questa irregolarità vengono condivise con tutto quantomeno il direttivo sezionale. Se invece non c'è la personalità giuridica, questi rischi e queste possibili conseguenze ricadono sul presidente che sta operando da presidente in posizione irregolare. Diciamo che in linea di massima potrebbe non succedere assolutamente nulla. Ma facciamo dei casi estremi. Non lo so, la sezione deve fare un acquisto importante, deve comprare una sede nuova, oppure deve comprare un pulmino, oppure deve fare degli investimenti, eccetera, eccetera, deve presentare un progetto di ristrutturazione del rifugio, eccetera. Chi firma? Il legale rappresentante della sezione. Legale rappresentante della sezione. Ma un presidente che è al di là del secondo mandato non è più legale rappresentante, è illegale rappresentante della sezione. Facciamo un caso forse più drammatico: le assicurazioni, gli incidenti. Ci sono infortuni che riguardano soci durante lo svolgimento di corsi di formazione, cose di questo genere. In linea di massima questo non coinvolge mai il presidente, si risolve tra l'infortunato e l'assicurazione, ma ci sono stati dei casi molto gravi, non so, dico un nome a caso, ecco il processo di incidente della pila, ci sono dei morti, si arriva in tribunale e ovviamente a quel punto, diciamo,
non è più la verifica che fa l'assicurazione e che si accontenta di vedere che l'incidente sia effettivamente capitato in montagna, eccetera. Lì si comincia a scavare un po' sulle posizioni di regolarità dei legali rappresentanti, di chi è autorizzato, eccetera, eccetera, e possono venire fuori delle situazioni molto spiacevoli. Per cui, insomma, va capita che questa situazione di illegittimità rischia di provocare delle conseguenze, non è che le provochi immediatamente, ma rischia di creare delle conseguenze abbastanza serie su questo presidente che continua oltre la legittimità in una sezione senza personalità giuridica, ma rischia anche di coinvolgere l'intero direttivo sezionale nel caso che la sezione abbia personalità giuridica. Quindi facciamo attenzione, meglio rispettare gli ordinamenti ed essere in regola con tutto. Allora, quando, anche questa è una distinzione importante all'interno delle sezioni, noi abbiamo due modalità di elezione dei presidenti sezionali. L'elezione diretta è quella che avviene al momento della riunione dell'assemblea di soci, cioè c'è il candidato alla presidenza che viene votato direttamente in assemblea. Oppure abbiamo l'elezione indiretta che avviene all'interno del Consiglio, dopo che il Consiglio è stato rinnovato e che è completamente formato, insomma, con il numero di componenti previsti. Questo fa una notevole differenza, nel senso che il gruppo regionale, nel momento in cui interviene, verificate le condizioni di irregolarità o illegittimità che caratterizzano un presidente che ormai è decaduto dal suo secondo triennio, nel primo caso dovrebbe pensare che il problema va risolto dall'organo deliberante e quindi va indetta un'assemblea straordinaria dei soci, una volta che sia stato individuato, insomma, un candidato in grado di sostituire il presidente uscente almeno per un anno, e quindi formalmente risolvere la questione, insomma, di irregolarità. Se invece l'elezione è indiretta, qui va mandato un avviso al consiglio direttivo, dato un termine di scadenza, entro il quale questo consiglio direttivo deve provvedere a eleggere un presidente che possa ripartire con un primo e un secondo mandato. Questo è quanto serve fare. A questo punto direi di aver sostanzialmente concluso e posso lasciare spazio alle ultime domande, ma gli organizzatori mi avevano detto di spendere qualche parola anche sulle possibili modifiche dello statuto del CAI per superare queste difficoltà. È chiaro che lo statuto si può modificare, la modifica dello statuto non è che si faccia tutti i giorni, richiede un'assemblea straordinaria, un notaio presente, una ripubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato, eccetera, eccetera, per cui viene fatta proprio quando deve essere necessario risolvere un problema. Più facile invece proporre delle modifiche al regolamento che poi, insomma, questa modifica viene generalmente risolta dal Consiglio centrale. Allora, è evidente che tutto si può fare, tutto si può dire, tutto si può proporre e pensare, ma bisogna capire quali sono gli obiettivi che noi vogliamo raggiungere. E quando si comincia a parlare di obiettivi all'interno del Club Alpino Italiano, si aprono evidentemente dei tavoli di confronto anche piuttosto animati, perché in un'associazione così complessa e composita com'è quella del CAI, anche per il grande numero di soci, di espressioni territoriali, di organi tecnici, eccetera, eccetera, evidentemente sono tante le esperienze, le visioni e le aspettative che si vorrebbero vedere risolte dal nostro CAI. Non è che abbiamo proprio 300
46.000 club alpini italiani, ma pensate che ogni socio in sostanza ha una sua visione. E queste visioni tante volte sono divergenti o perfino conflittuali. Allora, quali sono gli obiettivi che vogliamo porci? È ancora importante pensare che lo svecchiamento e l'alternanza, come si era pensato 20 anni fa, siano obiettivi, oppure li archiviamo rassegnati al fatto che il CAI è prevalentemente gestito e portato avanti da seniores e che l'alternanza è, come dire, un'utopia non possibile data la carenza di disponibilità, ma anche legate a competenze e a capacità gestionali? Vogliamo dire che la partecipazione di un numero di soci più elevato rispetto a quel 10-12% che forse possiamo censire oggi è un'utopia anche questa, che non è possibile coinvolgere un numero maggiore di propri studiando delle forme di coinvolgimento come la formazione permanente e la divisione dei ruoli in quella strutturazione interattiva che dicevamo prima? Che la formazione, sì, va bene, ci rassegniamo a farla come quando possiamo, ma che non abbiamo una vera e propria scuola valida per tutto il club alpino italiano, quindi a livello nazionale per chi diventa dirigente e si assume delle responsabilità a dir poco eroiche. E allora, questi sono, come dire, degli obiettivi di minima che portano come dire, ad accontentarci di quello che abbiamo e di quello che possiamo fare o avere. Da quest'altra parte, invece, se vogliamo rilanciare e ritornare o rafforzare la durata dei mandati, poi è anche vero che questa durata potrebbe essere ripensata, perché 3 più 3 effettivamente sono dei termini pensati o ispirati dal concetto di sostenibilità, dal principio di sostenibilità, 3 anni e 3 anni, però sono anche brevi se li raffrontiamo con quelli della pubblica amministrazione che sono 5 più 5. Potrebbe esserci una misura intermedia, pensare mandati di 4 anni anziché di 3, oppure pensare che i mandati possano essere dal limite di 2 portati a 3. Beh, sono tutte questioni, insomma, che possono far parte di un dibattito, forse di momenti di consultazione. Chi di voi ha una certa età magari può ricordare il lavoro che venne fatto più di 20 anni fa per costruire l'impalcatura delle riforme di primo e di secondo livello. Questo naturalmente vale anche per altri obiettivi come la crescita delle competenze, o meglio la possibilità di selezionare all'interno del corpo sociale gli elementi, uomini o donne, e questo è assolutamente indifferente, anzi oggi c'è molta attenzione al contributo che il mondo femminile sta iniziando a esprimere ad un regime abbastanza elevato, non ancora paritetico, ma abbastanza rafforzato in confronto a quello maschile. Ecco, questo è molto positivo. Però, ecco, questa selezione di dirigenti esperti, queste competenze che sono necessarie per avere i migliori dirigenti possibili, non possono essere attese sotto l'albero di Natale portate da chissà chi. Bisogna costruirle, bisogna crearle, quindi bisogna pensarci seriamente e lavorare anche sulla costruzione di questi strumenti di rafforzamento delle capacità gestionali che fanno l'interesse naturalmente dei soci, delle sezioni e di tutto il club alpino italiano. Io mi fermo qui, ho terminato e adesso che vi ho stressato abbondantemente lascio lo spazio alle vostre relazioni. Se Massimo è ancora in regia, basta che mi dica cosa devo fare. Perfetto, allora puoi se vuoi togliere la condivisione della presentazione. C'è Elio Laverde che chiede qual è la maggioranza richiesta in sede di direttivo per l'elezione del presidente ed in caso di astenuti?
Oh, generalmente la maggioranza è data dalla metà più uno, no? Dei componenti. Nel nostro Consiglio centrale, dove si svolgono le elezioni più impegnative, i componenti sono 19 e quindi 19 componenti. La maggioranza in realtà si conteggia sui presenti. Okay. E quindi se un direttivo è costituito, faccio un numero che mi pare sia abbastanza ricorrente, non so, ma forse varierà a seconda delle sezioni, metto lì il numero 9 e ipotizzando che tutti siano presenti, la maggioranza è data dal numero 5. Matematico. E poi dice, esiste la possibilità di una prorogatio di 1 anno? Ovviamente non tacita. Ma alla scadenza del secondo mandato? Penso di sì. Sì. Beh, insomma, si può, cioè, è chiaro che non siamo in Italia in uno stato poliziesco e che il club alpino italiano, insomma, debba sempre attenersi a dei sani principi di comprensione, eccetera, eccetera. Facciamo il caso di un presidente che ha anche dato la sua disponibilità per essere eletto, però magari si trova momentaneamente impegnato, ci sono anche delle trasferte all'estero, ipotizziamo, oppure problemi familiari, per cui è necessario differire un pochettino questa elezione. Allora il presidente uscente, insomma, può anche segnalare questa situazione, chiedere un momento di comprensione, insomma, ottenere una proroga, purché, insomma, sia abbastanza contenuta, forse sarebbe meglio ragionare sul discorso dei 6 mesi, perché se noi parliamo di 1 anno, allora tanto vale applicare quel principio suggerito dallo stesso regolamento, cioè quello dell'anno sabbatico. Per 1 anno troviamo qualcuno che in qualche maniera svolga le funzioni di presidente e poi o ritorna a quello precedente che si è rigenerato dopo l'anno sabbatico, oppure ritorna a quello disponibile che al momento non era presente, insomma, non era nelle adiacenza della sezione. Credo che questo sia ottenibile, ecco. E quello che invece genera preoccupazione è il silenzio. Cioè, se un caso di difficoltà viene segnalato, viene motivato, viene in qualche maniera documentato anche come impossibilità fisica e viene chiesta, come dire, questa proroga, insomma, contenuta, credo che ci sia ovviamente comprensione e si lasci correre, sperando che in quei magari 6 mesi di prorogatio non succeda qualcosa di importante all'interno della sezione. Se invece non si dice nulla e magari il presidente il presidente del gruppo regionale comincia a mandare alla sezione una lettera di avvertimento, guardate che a noi risulta che il presidente è scaduto nel suo secondo mandato e non è stato provveduto da parte della sezione dell'assemblea dei soci al rinnovo di questa carica e non c'è risposta, allora effettivamente la cosa diventa preoccupante e, come dire, i rapporti si fanno un po' tesi. Ecco, do la parola a Maurizio Di Segna che vuol chiederti qualcosa. Prego. Ciao a tutti, scusa Francesco, la domanda è questa, forse un po' pratica. Allora, cosa deve fare una sezione che si trova col presidente che è andato oltre il terzo mandato? Nel senso che se il presidente è eletto dall'assemblea, quindi bisogna riconvocare un'altra assemblea per rieleggere un nuovo presidente, punto di domanda. Se invece è stato eletto dal consiglio direttivo, è sufficiente che il consiglio direttivo nomini un'altra persona del consiglio direttivo a presidente o comunque bisogna fare una nuova assemblea? Ecco, queste sono le mie domande, grazie. Sì, Maurizio, mi pareva di averlo un po' anche mostrato prima in una delle slide, no? Allora, se il presidente, diciamo, è in questa situazione di
irregolarità, o perché continua il secondo mandato senza sospenderlo, senza dire sono scaduto, eccetera, o perché addirittura viene rieletto ad un terzo mandato. Il gruppo regionale dovrebbe averne informazione, perché dovrebbe tenere anche una contabilità abbastanza precisa delle scadenze sezionali, un po' complesso con i gruppi regionali maggiori come Veneto, Lombardia e Piemonte, un po' più facile per i gruppi minori, però la scadenza, insomma, in qualche maniera deve essere nota. Il presidente del gruppo regionale, insomma, senza star lì a intimidire o a intimare o a dire entro 90 giorni, se no vi sequestriamo la sezione, insomma, cioè manda magari una prima lettera, dice a noi risulta che il secondo mandato del presidente è scaduto e che la sezione non ha ancora provveduto a rinnovare il proprio presidente. Come ho detto prima, l'elezione del presidente può essere diretta o indiretta. Se è diretta viene fatta in assemblea e quindi a quel punto è l'organo sovrano che deve essere riunito in seduta straordinaria per provvedere all'elezione di un nuovo presidente. Mi pare però che la maggior parte delle sezioni statutariamente sia organizzata sull'elezione indiretta, per cui è un problema di consiglio direttivo. È il consiglio direttivo invece destinatario di lettera, in questo caso sempre del gruppo regionale, che lo invita a provvedere al proprio interno a eleggere un presidente che vada a sostituire quello decaduto e che rappresenta la sezione in condizione di irregolarità. Quindi il direttivo regionale, il presidente del gruppo regionale manda questa prima comunicazione. Come dicevo prima, insomma, se c'è risposta, se c'è dialogo, se c'è la richiesta di una proroga, si può vedere e ragionare purché sia limitata, insomma, non può essere una proroga di 2 anni, eccetera, insomma, ho detto 6 mesi sono accettabili per rimuovere cause di impedimento, di assenza, eccetera. 1 anno, insomma, già comincia a essere troppo perché a quel punto abbiamo la possibilità di risolvere diversamente. Deve esserci risposta. Se non c'è risposta, a questo punto il presidente del gruppo regionale conviene chiamare in causa il comitato elettorale, farsi fare un parere, informare il CDC che esiste questa situazione di irregolarità, ma comunque deve agire assumendo sostanzialmente il commissariamento della sezione. Perché se la sezione non provvede e l'inerzia è accertata e ripetuta, a questo punto non resta altra soluzione, fatto anche il parere dei probiviri a questo punto, che legittimano il presidente del gruppo regionale ad operare, non resta altro che commissariare e prendere le redini della sezione, cercare di individuare quanto prima un candidato che sia proponibile e convocare un'assemblea sezionale straordinaria se l'elezione è diretta in assemblea, o convocare un consiglio direttivo se l'elezione avviene all'interno di questo organo direzionale della sezione. Ok? Bene, allora adesso c'è Fornasier che dice se ti risulta anche a te che durante il periodo del Covid c'era una legge che prorogava le cariche. Beh, durante il periodo del Covid noi abbiamo avuto un decreto al mese, quasi si può dire, per cui abbiamo avuto uno sviluppo normativo che cercava di adeguarsi di volta in volta alle condizioni di estensione della pandemia, quindi diventava più restrittivo quando la mortalità cresceva e il contagio si accentuava, cercava di attenuare un po' le restrizioni quando scendeva, insomma, no? In quegli anni lì è chiaro che è stato un po' sospeso tutto. Se ricordate, a parte quello che può riguardare una sezione, addirittura non è stata tenuta un'assemblea generale, è saltata un'assemblea.
e una è saltata, e quella successiva era l'assemblea che doveva eleggere un vicepresidente, la Franceschini. Quell'assemblea non è stata tenuta. È stata tenuta l'anno successivo, ma in videoconferenza, quindi eravamo ancora in situazione di pandemia, eccetera, eccetera, tutti a casa, e ha recuperato l'anno, insomma, di proroga, per cui siamo andati in quel caso lì per giustificate condizioni di difficoltà operativa a delle proroghe tacite e spontanee, no, neanche tacite, insomma, la proroga della Franceschini era stata in qualche maniera legittimata dal Presidente Generale, che l'aveva comunicata al Ministero Vigilante, stante l'impossibilità di tenere l'Assemblea Nazionale, perché eravamo tutti, insomma, in periodo di lockdown e cose di questo genere, non era possibile. Per cui era abbastanza normale e comprensibile che anche all'interno delle sezioni ci fossero, come dire, delle attenuazioni, insomma, del nostro turnover, che dovrebbe essere abbastanza regolare e preciso, e quindi proroghe, insomma, più o meno, o impossibilità di operare. Cioè, mi ricordate quando si poteva andare solo a 200 metri da casa e con la mascherina indosso, insomma, ecco, non era possibile fare l'assemblea dei soci, tenere l'assemblea dei soci, e non avevamo ancora strumentazioni e competenze così avanzate, che sono ancora zoppicanti oggi, ma che, insomma, hanno fatto un po' di strada, per dei momenti di collegamento telematico, cioè in videoconferenza, come stiamo facendo adesso in sostanza, o come si sono fatte poi assemblee generali o anche regionali partendo da una piattaforma che permetteva il collegamento a tutti. Siamo figli di quel periodo. Siamo figli di quel periodo, sì, e insomma qualcosa anche di positivo forse ci è rimasto. Sono sempre convinto che la presenza sia insostituibile, però insomma anche il videocollegamento può essere utile. Roberto Zoppelletto invece ha il dubbio che per i soci di sezioni che sono passate al terzo settore non ci siano più solo 2 anni di anzianità per essere eletti, ma ce ne vogliono 3. Risulta questo? No, io credo che valga prima di tutto il regolamento o lo statuto della sezione, insomma, è questo che norma. Poi bisogna vedere questa sezione nel momento in cui è andata dal notaio e ha deliberato, insomma, cioè ha fatto approvare il proprio statuto, cosa ci ha messo dentro, ma certo, non mi risulta che... Addirittura, cioè, in genere avevamo il problema contrario. Faccio l'esempio, quello del voto ai minori, per dire, cioè togliere le restrizioni piuttosto che inasprirle, quindi il fatto che debbano essere soci da 3 anni, questo non l'ho mai sentito in nessuna esposizione come uno degli obblighi fondamentali. I problemi erano altri, piuttosto il numero dei soci presenti in assemblea e via dicendo, ma no, questo no. Poi c'è Elio Verde che chiede, nel caso in cui la maggioranza dei consiglieri del direttivo di sezione sia assente, quindi, e venga votato quindi la nuova presidenza con 5 voti, è a validità o non vale l'assemblea perché appunto non è legale perché non ha la maggioranza? Beh, il numero legale è sempre determinato da quella maggioranza matematica, no? Quindi un numero legale, salvo che, ripeto, lo statuto o il regolamento della sezione non abbia delle previsioni particolari, ma mi sembrano talmente strane che non dovrebbero essere state approvate, insomma, no? La maggioranza... Forse ho sbagliato io a dire, non è che sia assente la maggioranza si astiene.
e il presidente viene eletto con 5 voti, per esempio sono 11, 6 si astengono e 5 votano. Vale l'elezione? Allora, la seduta, intanto parliamo di validità della riunione, no? La riunione è valida nel momento in cui sono presenti la maggioranza, cioè più del 50%, i famosi 5 su 9, dico lì un numero a caso, Sì, no? sì. Quindi abbiamo validità della seduta. A questo punto i votanti sono questi 5, immaginiamo, no? Che sono presenti, e su questi 5 basta ad esempio che ci sia l'astensione di 1 per scendere sotto quella maggioranza qualificata che aveva determinato la legittimità della... Cioè, in parole povere, il presidente della sezione, se viene eletto all'interno di questo consiglio, verrebbe eletto con la minoranza dei voti disponibili, in teoria, presenti e assenti. Cioè, se sono 9 consiglieri, verrebbe votato solo da 4 o da 3. Mi sembra un'elezione assolutamente insostenibile perché, come dire, se anche fosse accettabile e riconosciuta, sarebbe comunque viziata in partenza da una debolezza di riconoscimento e di condivisione. Com'è possibile che la maggioranza dei consiglieri di un direttivo con cui questo presidente deve lavorare non sia lì pronta a votarlo, a sostenerlo, a incoraggiarlo? Cioè, qui è l'esatto contrario di quello che raccomandavo prima, cioè il passaggio dovrebbe essere condiviso, dovrebbe essere, come dire, concertato, dovrebbe vedere la maggiore attenzione e partecipazione di tutti i soci che hanno dei ruoli di responsabilità, ad esempio all'interno del direttivo, e non farsi la guerra, perché vuol dire seminare, se anche andasse avanti, una presidenza debole, viziata da consenso che manca e da una non accettazione di quel socio in quel ruolo così importante. Bene, Thomasing Alberto vuole intervenire. Sì, volevo chiedere in merito appunto a questo anno sabbatico oppure a prorogatio. Mi lascia a bocca molto amara per il semplice fatto che nell'arco del primo o del secondo mandato la presidenza o il direttivo stesso non riesca a trovare dei candidati in grado di poter sostituire la presidenza in corso. È un fatto che purtroppo sento e che succede in diverse sezioni. Chiedo dei suggerimenti o come poter cercare di coinvolgere le nuove leve o i giovani. Alberto, la domanda è sicuramente importante, no? È fondamentale, ma richiama ancora una volta tutta quella parte iniziale della mia relazione, del mio PowerPoint, no? In cui dicevo questo: sostanzialmente un bravo presidente è un tesoro per tutti i soci. Benissimo. Se lo teniamo caro, lo incoraggiamo, lo sosteniamo, gli paghiamo da bere quando lo troviamo per strada, va benissimo. Però questo bravo presidente termina il suo mandato. Abbiamo visto, lo statuto e il regolamento lo indicano in maniera chiara, non c'è proprio nessun se, nessun ma, eccetera. Dopo 2 mandati decade. Può anche ritornare a distanza di tempo, ma deve passare almeno l'intervallo di 1 anno, quindi questa è una possibilità. Se il presidente è veramente così bravo come si pensa, dovrebbe essere in grado anche di pensare alla successione. Ma vedi, c'è un problema, una specie di virus, così io lo chiamavo, che è un po', come dire, connaturato al ruolo del volontario, soprattutto quello che è attivo. Noi abbiamo all'interno delle sezioni dei volontari bravissimi,
che si occupano di un determinato settore della vita della sezione, portano avanti questo, portano le persone in montagna, organizzano, fanno, lavorano, eccetera, eccetera. Lo fanno per passione. È proprio questa passione spesso a portare, come dire, alla perdita parziale della lucidità, se vogliamo, del ruolo del volontario. Cioè si attiva un processo di immedesimazione del volontario nell'associazione. Cioè la sezione diventa la proiezione del proprio io. E quindi, come dire, scatta un processo quasi di appropriazione. La sezione è mia, cioè almeno quella parte che gestisco io. Questo determina la difficoltà di distaccarsi poi da questo ruolo nel momento in cui si arriva alla scadenza o si pensa a una sostituzione, e determina quel deficit di attenzione verso invece quello che è strategico. Se noi siamo veramente così affezionati alla nostra sezione, dobbiamo pensare che la crescita di nuove competenze e di nuove figure che si impegnano, soprattutto se queste magari miracolosamente fossero anche giovani, è una priorità, che è anche più importante di gestire un rifugio o di gestire i sentieri, eccetera, perché è la vita stessa della sezione e la sua continuità operativa negli anni a venire. Quindi un buon presidente, oltre a essere bravo a gestire gli equilibri interni, a essere amico di tutti, a dare un aiuto a tutti, a coordinare, eccetera, eccetera, dovrebbe essere molto attento, assieme al gruppo dirigenziale della sezione, a cercare di far crescere e di individuare chi può essere domani chiamato a sostituirlo. Se questo non avviene, ed è molto frequente purtroppo, vuol dire che in qualche modo c'è il tentativo di perpetuarsi in un ruolo assunto, ma statuto e regolamento intervengono implacabilmente. Al massimo, io ricordo, nel 2003 c'è stata la seconda assemblea di Verona, l'ho detto prima, no? E in quell'occasione, oltretutto, a me è capitato una disgrazia, cioè mi sono trovato a fare il presidente dell'assemblea a Verona, di quell'assemblea che votò le riforme di secondo livello. Da una parte avevo il notaio e dall'altra avevo Gabriele Bianchi, che era presidente generale, quindi avevo due spade ai fianchi. E mi ricordo, soprattutto sulla questione di questi due mandati, qualche presidente ferocemente scandalizzato perché lui era presidente da 30 anni della sezione e nessuno si sarebbe mai sognato di mettere in discussione la sua leadership, anzi, nel giorno in cui lui non avesse più fatto il presidente, quella sezione sarebbe implosa, sarebbe, come dire, scomparsa. Ma avevamo casi di presidenti che avevano fatto periodi ancora più lunghi di presidenza. Voglio dire, questo non è che poi alla fine sia stato un male assoluto, perché durante quei 30, forse anche più anni di gestione di una sezione sono state fatte cose molto belle. Ma non è in questa maniera che noi prepariamo il CAI al futuro. Cioè, io almeno penso, poi si può essere di idea diversa, che quegli obiettivi di alternanza e dei limiti dei mandati e di età, che poi ahimè purtroppo quella è svanita, ma di età per le cariche, erano dei capisaldi che garantivano al CAI, come dire, di essere un CAI più giovane, trovando i giovani, ma se i vecchi non mollano le poltrone è chiaro che i giovani vanno a funghi o vanno con le morose in montagna, insomma, e via dicendo, e quindi torniamo al punto di partenza. Cioè, se vogliamo effettivamente perseguire degli obiettivi di rinnovamento, quei principi che avevamo stabilito, insomma, l'alternanza dei mandati e l'età, insomma, per le cariche, forse questa un po' meno perché oggi l'età si è allungata, va bene,
capiamolo, ma i 2 mandati sono propedeutici a far sì che più soci CAI possano avere esperienze di responsabilità e di gestione all'interno del CAI. E questa è sicurezza, è garanzia, è ricchezza per tutta la sezione. Vabbè? Beh, anche questo corso ha queste finalità. Sì, certo. Bene, Certo. Giorgio Fornasier dice: le votazioni devono essere svolte con voto segreto e le bianche contano lo stesso? Le votazioni nominali devono sempre essere svolte a scrutinio segreto. Quando si vota un nome, che sia l'assemblea dei soci o che sia anche il comitato direttivo di una sezione fatto anche da 5 persone, non si vota mai a scrutinio palese. Deve sempre esserci la votazione a scrutinio segreto. È chiaro che le schede bianche entrano nel conteggio, perché se i presenti sono 9, alla fine devono esserci 9 schede votate. È chiaro? Dentro alla scheda ci sarà la preferenza, ci sarà un nome o ci sarà una scheda bianca, insomma, o una non espressione di voto. E anche queste vanno conteggiate, ma rientrano perché alla fine il totale deve quadrare, insomma, quindi. Certo. Gianfranco Munari invece dice: il problema di trovare un nuovo presidente è dovuto alla crescente burocrazia che grava sul presidente stesso. Bisognerebbe che fosse ben definita la possibilità di delegare alcune funzioni. Gianfranco Munari, sì, potrebbe anche aver ragione, nel senso che la burocrazia non piace a nessuno. La burocrazia non piace a nessuno. Però noi dobbiamo anche fare i conti con il CAI, la sezione del CAI, l'operatività di una sezione del CAI e il fatto che non siamo nel 1863, non siamo nel 1921, non siamo nel 1957, siamo nel 2023. Purtroppo, come dire, la pressione burocratica aumenta, non diminuisce. Aumenta all'esterno del CAI, mi riferisco a tutta la serie di adempimenti che bisogna assolvere, moduli, verifiche, dichiarazioni, certificazioni, eccetera, eccetera. Queste tendono ad aumentare, non lo so perché, poi per provvedimenti anti questo, anti quello, per la sicurezza, eccetera, eccetera, e via dicendo. È vero, sarebbe molto bello e forse anche per certi aspetti giusto dire che, insomma, una sezione del CAI effettivamente, perseguendo gli scopi statutari, cosa fa? Si occupa di incoraggiare e incentivare la frequentazione della montagna, di educare giovani e meno giovani all'andare in montagna in sicurezza, con competenza, e quindi li forma nelle attività che desiderano fare. Questo è bello, è bellissimo. Ecco, poi ci capita che la prima uscita una ragazza inciampa sulla radice di un abete sporgente, si frantuma il naso, i 2 incisivi davanti e si va in tribunale. Anche per questo. Anche per questo. E allora la burocrazia qua, niente, ti spolpa se tu non hai provveduto a curare tutti i risvolti legati alla sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo gli adempimenti burocratici bisogna pensarli anche come presidi di sicurezza. Quando il CAI, e quando dico CAI intendo dire una sezione, organizza qualcosa, si assume automaticamente una responsabilità civile, prima di tutto, e poi in certi casi purtroppo anche penale. Quindi, se noi effettivamente vogliamo fare la sezione CAI propositiva, che organizza, che nel sociale si impegna per educare giovani, famiglie, portarli in montagna, eccetera, eccetera, dobbiamo essere consapevoli che questa attività che noi facciamo attraverso i nostri volontari, che è molto bella e molto meritevole, purtroppo deve essere protetta. E non c'è altro sistema migliore per proteggerla
e non espletando tutte le, come dire, le formalità burocratiche che spesso sono necessarie per mettere l'istruttore, l'operatore, ma anche il presidente, perché alla fine è il presidente che autorizza un corso, un'uscita, un'uscita, un'attività qualsiasi. E quindi purtroppo bisogna rassegnarsi a questo. Sarebbe magari utile, ma questo è compito un po' dei gruppi regionali, raccogliere dalle sezioni quali possono essere delle segnalazioni di adempimenti burocratici che magari potrebbero trovare soluzione diversa o potrebbero essere assolti a livello, come dire, collettivo attraverso o il gruppo regionale o una struttura di supporto. Ecco, queste sono prospettive da prendere in considerazione, perché è abbastanza prevedibile pensare che la burocrazia, andando avanti in attività sempre più complesse, sempre più impegnative, in una società sempre più complessa e impegnativa, tenderanno ad aumentare, non a diminuire. Bene, grazie Francesco. Allora, prima di passare la parola a Renato, presidente CAI Veneto, Renato Frigo, volevo solo ricordare che questo appunto è l'ultimo appuntamento, ne abbiamo fatti 6, tutti interessanti. Tutti quanti i documenti di questo corso sono disponibili o saranno da mercoledì sicuramente tutti, anche questo, disponibili sul sito del CAI Veneto. Inoltre voglio dire che tutti coloro che hanno partecipato alle lezioni, alle 6 lezioni, riceveranno un attestato di partecipazione. Saranno esclusi i dirigenti in carica o dirigenti non di primo pelo, insomma, che hanno già fatto corsi e corsi con noi. Ecco, non ha senso. Mandiamo ai giovani, vediamo se i giovani si fanno avanti. Do la parola a Renato, se è ancora in linea. Sì. Credo di sì. Sì, sono in linea, mi senti? Sì. Bene, ringrazio Massimo che ha organizzato tutto quanto le 6 serate. Ringrazio Francesco per la disponibilità nell'aver effettuato la relazione e tutti quanti i relatori che si sono succeduti a partire da Maurizio Di Segna, che ha fatto la prima serata. Il problema della formazione è un problema estremamente importante come CAI, fondamentale, perché non siamo un'associazione, come ben ha sottolineato Francesco, non siamo più un'associazione da 20 soci per sezione. Siamo un'associazione che fra Veneto e Friuli, Venezia e Giulia, perché sono presenti anche i friulani giuliani, raccoglie qualcosa come 85.000 soci. Quindi la burocrazia ha i suoi limiti, ma ci crea le difese per poterci salvaguardare, perché siamo su un mondo che sta cambiando. Una volta si andava in montagna, si poteva frequentare la montagna, esisteva il passaggio, l'anziano, chi conosceva a chi non conosceva. Adesso il mondo si sta muovendo in maniera un attimino differente. All'interno del CAI, secondo me, dobbiamo far crescere le persone. La questione che riguarda i secondi mandati, no? Secondo me è stata pensata e sottolineata correttamente da parte di Francesco. Io ribadisco che se noi vogliamo far crescere il CAI, far crescere le sezioni, non vi devono essere feudi che durano 10 anni. Vanno previste sicuramente delle deroghe in alcuni casi, parlando con la sezione interessata, non tentando di fare le cose di nascosto che poi arrivano sempre ai pettini questi nodi, ed è molto spiacevole intervenire sotto questo punto di vista. Però in alcuni casi viene concordata con la sezione
e spesso un suggerimento che abbiamo dato nel passato è quello di presentarsi all'assemblea dei soci e in quella assemblea dei soci andare a dire ci sono delle difficoltà, oppure abbiamo un progetto che si vorrebbe portare a termine e viene chiesta una proroga del mandato del presidente per 6 mesi, 8 mesi, quello che serve. Alla scadenza di quel mandato il presidente se ne va a casa e sarà la sezione che se ne dovrà far carico della sua sostituzione. Per questo io spesso ho suggerito fate il passaggio all'interno dell'assemblea dei soci. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della sezione. Terzo aspetto estremamente importante, vi sono delle aree, delle zone grigie attualmente che dobbiamo un attimo capire sulla questione come enti del terzo settore. Sicuramente è uscita una circolare da parte del CAI nazionale 8 giorni fa, il quale va a ribadire che come è stato interpretato da qualcuno, se 2 mandati poi si cambia lo statuto, si diventa enti del terzo settore, si riparte da zero, no, in quanto il regolamento del CAI parla di 2 mandati, siano stati fatti con col vecchio statuto della sezione oppure col nuovo statuto della sezione, rimangono sempre i 2 mandati a disposizione. Anche in questo caso qua ha fatto bene sottolineare Francesco, noi non siamo i sergenti che vanno a controllare le sezioni, si invitano le sezioni ad avere la propria responsabilità. Se serve un aiuto, il gruppo regionale è presente. Sempre più come gruppo regionali interveniamo su alcune questioni, ben capendo i problemi della sezione, però con una parte di buona volontà e disponibilità da parte di tutti quanti, a nostro parere come gruppo regionali riteniamo che tutte le sezioni abbiano la possibilità di effettuare dopo il secondo mandato il cambiamento. Lì possiamo anche ben dire si misura quanto bravo è stato un presidente, fra parentesi, questo lo dico, si riesce ad avere un quadro di ricambio adeguato. Sicuramente ci sono dei problemi. Ecco, e se questa è l'ultima serata, vorrei farvi, prima di chiudere, gli auguri a tutti quanti di buon Natale e buone feste, perché è corretto e giusto che siano fatti, visto il vostro impegno anche in queste serate. L'anno prossimo continueremo l'anno prossimo, non più con gruppi di 5 serate, l'idea è quella di fare ogni mese 1/2 incontri su specifici argomenti. Su uno di questi parleremo vi dirò il primo, sarebbe l'idea di quella di parlare della responsabilità del presidente e dei consigli direttivi, dei direttori delle scuole e dei consigli direttivi, in maniera di confrontarci anche un attimo, questo per dare ulteriori fondamenti alle persone che già lavorano all'interno della sezione, ma soprattutto per dare degli elementi nuovi ai nuovi presidenti di sezione, i quali stanno succedendosi in maniera estremamente importante all'interno delle nostre sezioni. Basta. Io vi ringrazio ancora, ringrazio il relatore, ringrazio Francesco e ringrazio tutti quanti per la disponibilità che avete dato nel voler partecipare a queste serate. Grazie ancora e auguri di buone feste a tutti. Grazie a tutti voi. Ciao. E alla prossima. Ciao, buone feste a tutti, grazie ancora. Grazie. Ciao, buona serata a tutti e auguri a tutti quanti. Ciao Francesco, grazie. Ciao, grazie Francesco. Buonasera. Grazie. Buonasera a tutti. Lo aspetto.
e auguri. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Grazie a tutti. Ciao, grazie a tutti. Anche a Ciao, Renato. grazie. Ciao, grazie. Buon auguri. Auguri a tutti. grazie.